Novembre 2019, Venezia e il litorale feriti dall'acqua alta e dal maltempo. Ieri sera a Monastere il Veneto si è stretto ancora una volta per aiutare le zone colpite. Una cena all'insegna della solidarietà. 31 sindaci hanno tolto per una sera la fascia tricolore e si sono messi il grembiule diventando camerieri provetti. E il via alla cena con i sindaci, vassoi in mano, a servire fra i tavoli. Intanto per ringraziare tutti i veneti, i veneziani e tutti gli italiani che ci hanno aiutato e dimostrano questo grande cuore. E ancora una volta il Veneto si dimostra una regione solidaria, ma soprattutto questa zona, il Trevigiano. Occasioni come queste aiutano anche a far squadra e intervenire a sostegno degli amici dei comuni vicini. Da Vicenza al Trevigiano fino al Bellunese. È un modo per dimostrare che insieme ci si può aiutare, ma soprattutto si riescono a ottenere risultati importanti. Prima volta per me che faccio il cameriere, poi la pasta ai fagioli è una sfida. Soddisfatta la padrona di casa. L'orgoglio più grande è quello del sentire che quando c'è da fare squadra, sindaci, cittadini, associazioni, squadre di calcio, di basket, qualsiasi cosa sia, siamo uniti. Presenti a questa bellissima serata due giocatori della De Longhi Treviso Basket e dell'Umana Reyer proprio alla vigilia del derby di domenica. Momento scherzoso con i due sindaci Conte e Brugnaro che alzano la maglia della squadra avversaria.